Siamo in grado di collegarci oggi anche attraverso il satellite con un nostro ospite, di solito in studio, però lui a dicembre sverna i Caraibi. Eh sì. E allora chi c'è? Abbiamo il nostro promotore finanziario Gianfranco Beckerle. Buon pomeriggio! Allora, buon guarda, pomeriggio di Beckerle! queste sono al sicuro. Non preoccuparti, sono qua davanti alla banca che sto cercando di investire. Ho due booking maker, non preoccuparti. Sì. Come davanti alla banca? Vabbè, no, scusa. Sì, no, qua le banche sono qua in spiaggia. Sì, qua si lavora al caldo. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene lì? Sì, lei sta decisamente meglio di noi, mi sembra. Dio, sai com'è? Qua noi stiamo investendo sui paesi in via di sviluppo, hai capito? Allora vengo qua proprio sul posto per rendervi conto di come sputanarmi, cioè di come investire i vostri sisini, hai capito? No Gigi, scusami, io volevo farti notare davvero, credo sia il segno del telefono. Dove? Quello che Cos'è questa macchia che ha ha una sul... macchia proprio bianca Qua? sul viso, sì. Sì, perché sono sempre al telefono con i clienti, allora non so se si vede. Adesso c'ha però il sole un po' di fianco, hai capito? Cercherò di mettermi per sé a rente il wifi, lo vediamo anche in HD, cioè è una televisione proprio te vedi bene, HD come si vede, cioè, capito? Io proprio tiro sulle risorse riciclabili. Cioè, c'è poco da fare, bisogna ributtare nel mercato le risorse riciclabili. Io e Sandrino abbiamo proprio gli ho proposto di riciclare del denaro. E del denaro lui me lo dà sporco, hai capito? Io ce lo ridò indietro netto come il culetto di un butino, veramente. Sì, Alberto Castellani. Ecco, bravo Alberto Castellani. Niente, volevo avvisarlo che siccome anche con lui abbiamo investito qualcosa, che i suoi fondi Moggi, con i soldi che ha ciapato in carriera, stanno andando benissimo, stanno andando molto bene. Investiamo in schede telefoniche, roba così, stanno andando molto bene. La settimana scorsa ci hanno trovati con così, un consiglio di amministrazione delle holding e un paio di holding dell'est europeo. Insomma, abbiamo fatto il consiglio di amministrazione lì proprio davanti al Brico Center e abbiamo acquistato una 25 piazzole sulla statale 11 per cercare di investire in punti vendita, ad esempio, cioè in commercializzazioni merceologiche dove non c'è concorrenza. Abbiamo aperto un negozio di slitte in Mozambico, sta andando da Dio, guarda, veramente. Solo per fare un esempio sulle iniziative che stiamo facendo qua. Innanzitutto abbiamo aperto una onlus di adozione a distanza, cioè tu con 2.500 euro al mese adotti un consulente finanziario a Cuba. Se vuoi venire... Con le maestrie cubane volentieri. Guarda, è solo un'iscrizione, c'è da fare una piccola tessera di iscrizione che è simbolica. Quanto costa? 10.000 euro. È È una roba... simbolica. Sono le pratiche. Anche perché oggigiorno con 10.000 euro, no? Oggi un francobollo, una carta bollata, eccetera, eccetera. La penna BIC, non vuoi, con cosa vuoi scrivere? Con la Calcio d'angolo. con la penna del Gabbiano. Scusa Nicolò? Sì. Sto guardando qua su internet le tue azioni sul negozio, sai che hai investito qua? Sì. Sul negozio di caschi da moto a Posillipo, sta andando molto bene. Ah bene dai, non avrei mai Ne abbiamo detto, ne abbiamo venduti uno, guarda, stanno molto bene. Firenze. Bisogna investire nei negozi, cioè nei punti dove non c'è concorrenza. Esatto. Guarda, tra l'altro Sandrino, ho Dimmi, caro. proprio delle azioni a bassissimo costo su un negozio di infradito in Alaska. E guarda, col pelo, Un messaggio proprio di Sandra che ci manda un messaggio da Sandra che ci dice che domanda. Sandra da Poteva che venire da lì, insomma. C'era anche Franca da Villafranca prima. Prima Franca da Villafranca, adesso Sandra da Sandra che domanda al dottor Becker, è una nonnina di 92 anni e domanda al dottore, prende solamente 400 euro di pensione al mese, come fare per arrivare a fine del mese? Dottore. Allora, innanzitutto complimenti a Sandra che insomma usa Facebook a 93 anni. Comunque complimenti. Ma sicuramente allora noi noi nel nostro carnet, nel nostro pacchetto diremo di accantonare dei soldi, abbiamo il fondo fondina, e cioè assicurarsi una fondina di piatto di minestrone caldo, hai capito, dalle suore di San Leonardo. Cioè tu ci dai i skate e non altri e noi ti assicuriamo che una volta al giorno, forse anche due, dipende da quanto investi, ti assicuri un fondo fondina, una fondina di piatto di minestrone. E intanto i 400 euro? E 400 euro servono appunto per finanziare, anche il minestrone non te lo tirano mica del copino.
Lasci tu, mi fai sapere dove sono finiti quei 40 anni di contributi. Mamma mia, anche... Sei sempre il solito simpatico, Galeazzi. Ma guarda, come ti ho detto, li abbiamo investiti in un negozio dove non c'è concorrenza. Abbiamo aperto la tua macelleria di mucca chianina in India. A Gianfranco! A Gianfranco, mi dico come sempre Gianfranco. Aspettiamo di vedere i proventi, aspettiamo, ci vuole pazienza, ci vuole Dove pazienza. per la religione indù la carne di mucca non si dovrebbe mai Ma è, mangiare. grande Romano, ma è grande proprio lì, ma è proprio lì perché nella c'è religione concorrenza. indù, al manco che i mai alla carne gli è indù, allora vedrai che quei indù lì li consumano a par 5. Signori, hanno un po' di fortuna, se mi fate l'inquadratura, eccola qua. Metto le mani sulla tua testa e ti faccio tanta buona fortuna. Ti Gigi invece... Aspetta che ti faccio una doccetta. Sarebbe il classico ombrellino nel capo. Adesso secondo me è il momento di investire nelle carobole, nei mandregoli, tegoline, zisole, bruscansi, menego maestro, luganeghe, spinasse, attenzione alle spinasse, attenzione a questa spizzata di testa dell'Ascoli che tra un po' si infila, e anche nella Catalogna. Tanti dicono che c'è poco lavoro, al momento c'è poco lavoro, non è niente vero perché c'è una grande richiesta di farsi crescere l'ongia del mignolino perché c'è tanta richiesta di persone, salumerie che cercano quelli che cavano il pea dalla bondola col mignolino.